E allora, signori, amici dell'hockey, benvenuti, ben ritrovati qua a Breganze. In quel del Palaferrari inizia la seconda giornata delle finali nazionali di hockey su pista, categoria Under 11. Seconda giornata, si riparte dal girone A. Apriamo la mattina con una partita caldissima, il derby di Scandiano. Quindi rotellistica scandianese sulla vostra sinistra con la divisa giallo fluo contro Scandiano, contro Hockey Scandiano. Allora, avevamo appena guardato e la rotellistica scandianese, quasi un clean sheet, 15 partite giocate, 14 vittorie e una sconfitta. Lo Scandiano si è classificato terzo, 15 partite giocate, 9 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte. Allora, partiamo da sinistra. Rotellistica Scandinese scende in campo con 10 Barbieri Sofia, 1 Triglia Elia, 12 il capitano Maffei Matteo, 4 Di Francesco Martina, 9 Pascarella Beatrice, 5 Di Elassi Leonardo, 11 Albani Leonardo, 2 Cordani Leonardo, 3 Mammi Amanda, 6 Lodesani Alessandro. In panchina mister Barbieri Massimo, risponde lo Scandiano con numero 5 Borovkov Timur, con numero 11 Turturro Mattia, 3 Canove Lucia, 4 il capitano Gabriele Alessio, 9 Parente Salvatore, 1 portiere Rinaldi Matteo, 8 Saskiewicz Nazar, 6 Cancellara Giuliano, 2 Barbieri Carlotta, tutti allenati da Rocca Bozza Alejandro, abbiamo detto allenatore della rotellistica Barbieri Massimo. Allora si accende anche la partita su Firsr, allenatore, arbitro il signor Moresco Paolo. Primi 5 della rotellistica Barbieri Sofia in porta, poi De Francesco Martina, Lodesani Alessandro, Pascarella Beatrice e Matteo Maffei, ovvero Maffei Matteo. Rispondono il portiere di Scandiano, Rinaldi Matteo, Barbieri Carlotta, Gabriele Alessio, il capitano, Baragov Timur e Parente Salvatore. Adesso cerchiamo il capitano della rotellistica, è il numero 12, Maffei Matteo. Non è indicato nella schermata della federazione, ma ok. Allora, andiamo anche a vedere cosa hanno fatto queste squadre ieri. Scandiano ha perso con Breganze e poi vediamo un po'. Ha perso anche 7-1 con Bassano, quindi ultima last call per Scandiano. Rotellistica, perso 5-1, contiene. Vediamo un po' se ne ha giocata due, sì. E vinto, cioè pareggiato 2-2 con Breganze, ma si è aggiudicata la vittoria ai rigori. Avevo dimenticato la musica. Aspetta. Quindi sì, la rotellistica comunque ha ottenuto un 1 più battendo, cioè pareggiando col Breganze due pari, ma poi avendola meglio ai tiri di rigore. Quindi, e pertanto, rotellistica ancora in gioco per il campionato, Scandiano chiamato ai 3 punti, altrimenti praticamente condannato matematicamente a giocarsi la Coppa Italia.
comunque trofeo di prestigio, eh. Non siamo qua a pettinare le bambole. Abbiamo Sarziana gemellato con la rotellistica. Allora, si combatte in buca d'angolo Capitan Gabrieli. Abbiamo imparato a apprezzarlo ieri, questo ragazzo tutto grinta, non molla un centimetro fino all'ultimo. Va sullo Scandiano con Barbieri Carlotta. Tre signorine in campo, una per lo Scambiano, la Barbieri appena chiamata, dall'altra parte rispondono Di Francesco Martina e Pascarella Beatrice rispettivamente con il 4 e il 9. Ieri la Di Francesco ha disputato bandera contro il Breganze, una partitissima. Contro il padrone di casa. Ultimi 5-10 minuti. C'era solo lei in campo. Si combatte e finisce dentro la polla con una carambola stranissima. Si è impennata sul portiere, potete vederlo. Il tiro di Gabrielli prende il casco, si impenna e finisce alle spalle. Quindi Scandiani in vantaggio 1-0 quando il cronometro dice che sono passati meno di 5 minuti. Gol del capitano Gabrielli. Ancora ferma la schermata, in effetti, perché non c'erano stati falli, non c'erano stati time out. Tutto è fermo. Eccolo qua, 1-0 di Gabriele Alessio. Il cronometro segnava 10-19. Riparte la rotellistica, sicuramente con desiderio di rivincita. Pascarella Beatrice, ma recupera Barbieri Carlotta. Poi Timur lascia il suo capitano Gabrielli, quasi si fa da parte Timur, quasi timuroso. Perdonatemi il gioco di parole. Eccola qua, l'avevo chiamata la Amazzone della rotellistica di Francesco Martina. De Francesco, scusatemi, De Francesco Martina, che non è concorde con la decisione dell'arbitro che assegna un fallo a Scandiano, quindi primo fallo e primo time out per noi. Quindi si riprende 9:26, primo time out, stato chiesto dalla rotellistica guidata da Barbieri Massimo. Ci ha provato Capitan Gabriele, la palla finisce nella rete di contenimento alle spalle della porta difesa da Barbieri Sofia. Gabrieli lotta contro un impacciato
Cancellara Giuliano. Scusatemi, il numero 6 della Lodesani Alessandro. Ancora un po' incerta la sua pattinata. Beatrice passa a Martina De Francesco, la palla arriva all'Odesani Alessandro, ma è preda di Capitan Gabrielli. Gabrielli va giù a destra, l'autore del gol, cerca il centro. Gabrielli molto incline alla caduta. L'avrò visto rialzarsi una quarantina di volte ieri, in ogni partita. Di gomma comunque, eccola qua. De Francesco, lascia correre, quasi arrabbiata da De Francesco, quasi in lacrime nei confronti di Moresco. Secondo lei è reo di non avergli fischiato il fallo. Questi ragazzi sentono molto il derby. L'hanno confermato ieri le tifoserie. Ora De Francesco che arriva fino dal portiere di Scandiano, Rinaldi Matteo. Poi però il suo tiro è abbastanza innocuo. Quindi time out ancora anche per noi. Eccoci qua, riparte dopo il time out che non si è ancora spenta la luce. Chiamato da Mister Rocca Alejandro. Ancora Gabrielli, come detto più volte ieri, il più dotato, il più attivo. Attenzione al capitano, il gol del capitano della rotellistica che trova il pareggio. Subito mette in atto Maffei Matteo i consigli del suo mister. Pareggio della rotellistica a 7:05. È andato giù bene il capitano, si è creato lo spazio, la luce per il tiro e ha confezionato il pareggio che riporta, direte voi, cosa riporta? Il pareggio riporta in parità. Quindi uno pari, si combatte un po' confusionaria. Barbieri Carlotta spazza via veloce, arriva a sistemare la situazione Sant'Alessio Gabrielli, che però ora perde palla nei confronti del numero 6 Lodesani Alessandro. Poi arriva De Francesco, tiro di De Francesco, parata di Maffei, scusate, di Rinaldi. Ancora presto anche per me. Riparte Gabriele giù a sinistra, però è solo. Era andato il compagno col numero 9, Parente Salvatore, a dargli una mano, ma Gabrielli finisce tutto solo nell'angolo. Ora può ripartire la rotellistica, sempre con De Francesco, che finisce per abbattere Barakov Timur.
Ora è Parente che vuole ripartire, c'è Gabrielli che lo appoggia, Parenti va da solo, va proprio a incasinarsi in mezzo a due della rotellistica, perde palla, riparte il capitano. Maffei ne esce però dall'angolo vittorioso lo Scandiano che come al solito si appoggia al suo capitano. Capitano guarda, prova, decide per l'accompagnata, torna indietro, ci prova, c'era l'uomo in mezzo, ma non è venuto il passaggio, non era messo male Parente che recupera ora la palla, destra, sinistra, Parente vuole fare tutto da solo, ci pensa a risolvere la situazione Maffei, capitano della rotellistica, riparte De Francesco, finta al tiro da fuori, si avvicina al limite dell'area di Francesco, tiro, fuori misura. Di poco De Francesco non trova il gol del 2-1, la palla è ancora lì, combattono quelli di Scandiano, riescono a uscire, è Parente ma è tutto solo, lo aspetta la De Francesco, Parente sceglie la sinistra, niente di fatto, parata di Sofia Barbieri, prova a ripartire Lodesani, un po' lento sui pattini, è ora il momento anche del numero 6, Cancellara Giuliano. Vediamo se Cancellara sì, non era nel quartetto base, quindi è entrato adesso. Fuori di nuovo il tentativo di De Francesco Martina, ma è ancora la rotellistica ad essere pericolosa. Sempre, manco a dirlo con De Francesco Martina. Diciamo che i due numero 4 sono quelli che da casa dovete tenere d'occhio. Il capitano Gabriele Alessio per lo Scandiano, De Francesco Mattina, la numero 4 della rotellistica. Sono i ragazzi, gli atleti, i ragazzini, i bambini, chiamateli come volete voi, per cui passano la maggior parte di palle. Adesso anche Pascarella Beatrice aveva fatto una bella discesa cercando il compagno in mezzo, ma niente di fatto. Ha avuto meglio lo Scandiano. Bello il tiro di Parente, ha cercato la deviazione. Cancellara Giuliano, niente di fatto, la sua deviazione fuori misura. Cancellara che ancora ci prova, lotta dietro porta, prova a fregare la Barbieri tra palo e gambale, ma niente di no. Recupera De Francesco, si appoggia a Capitan Maffei, ancora De Francesco, palla in mezzo, peccato, bella la trama. Poi lo Desani Alessandro non si è fatto trovare pronto alla deviazione in porta. Lo Desani ha bisogno di percorrere ancora qualche centinaio di chilometri sui pattini. Evidentemente questo biondo ragazzino ha inforcato da poco questo strano mezzo di locomozione. Ora riparte la di Francesco contro la Carlotta, numero 2, fa il portiere, gol! Brava! De Francesco ha messo letteralmente a sedere il portiere avversario e poi lo ha trafitto con un rasoterra. Ecco in onda la regia. Dovresti programmare un secondo in più. È bello vedere anche. Quindi dopo il time out si riprende da centrocampo. La rotellistica ristabilisce i valori
mostrati in campionato, andando in vantaggio sul 2-1. Combattono dietro porta. Cancellara e la De Francesco. Arriva anche Parente a dare una mano, quindi Giuliano ha meglio per un momento, poi riesce a uscire pulita. Pascarella Beatrice con il 9, appoggia il suo capitano Maffei. Maffei fino in fondo, arriva la palla all'11. Albani Leonardo, appena entrato, che sbecca la pallina. Manca il colpo di prima. Ora è sempre Parente. Gli ultimi 5 minuti Parente ha fatto vedere delle belle cose. Precisi i suoi passaggi, sempre al posto giusto. A volte non è stato servito quando si era posto bene davanti alla porta. Ancora De Francesco ripete lo stesso giochino di prima, questa volta il suo fuori di poco. Alla sinistra, alla destra del portiere di Scandiano. Ancora De Francesco Lot vuole uscire, appoggia a Pascarella Beatrice che va giù, mette in mezzo, chiude bene, Barbieri Carlotta, recupera Cancellare Giuliano, va però a sbattere contro i due della rotellistica, tiro da fuori, bel tuffo di Rina. Ah, ecco, va e viene l'audio. E finisce così il primo tempo sul 2-1 per la rotellistica. Al gol del capitano Gabriele Alessio hanno risposto il capitano Matteo Maffei ed è Francesco Martinez. Ci vediamo tra 6 minuti.
Eccoci qua allora, pronti per il secondo tempo del derby di Scandiano. Questo di un'importanza, non dico vitale, ma partita valevole per i campionati nazionali, per le finali dei campionati nazionali categoria Under 11, che hanno visto entrambe le squadre di Scandiano qualificarsi alla fase finale a gironi. Torniamo sulle classifiche. Era finita con Scandianese, Correggio Hockey, eccolo qua. Neanche il tempo di parlare, la Scandianese fa vedere da dove arriva. Ancora un gol di De Francesco Martina. Quindi 3-1 per la Scandianese che rimedia all'avvio difficoltoso in cui aveva permesso a Scandiano di andare in vantaggio. Si riceve la finita con la Scandianese, il Correggio Hockey che milita, se non sbaglio, nell'altro girone. No, il Correggio non c'è, quindi evidentemente non è voluto venire alle finali. Manca il Correggio Hockey categoria Under 11. E poi erano finite dietro Pesaro, Mirandola e Suzzara. Diciamo che Correggio e Scandiano avevano finito a 28-30 punti, 42 invece, come detto, per la rotellistica, che aveva fatto man bassa durante il campionato di zona 3. Vediamo se Scandiano saprà raddrizzare la partita. Scatenati quelli della rotellistica. Ecco ancora qua, come detto, la più pericolosa, De Francesco. Aveva visto il capitano libero dall'altra parte, però il suo passaggio non era stato abbastanza pulito, intercettato da Scandiano. Quindi niente di fatto. Rotellistica quindi che si porta sul 3-1, mette a debita distanza. Ecco qua ancora la rotellistica che nel secondo tempo è partita davvero con le armi affilate, non ha lasciato spazio a Scandiano di arrivare fino dal suo portiere Barbieri Sofia. Ancora non c'è stato spazio per Triglia Elia, il secondo portiere della rotellistica.
Ancora la rotellistica, il capitan Maffei arriva fino in fondo, però questa volta Rinaldi Matteo dice di no. Time out chiamato dalla rotellistica. Quindi termina anche il time out chiesto da Scandiano nel tentativo di Mister Roca di sistemare i ragazzi, prepararli a una controffensiva. Scandiano lotta. Bomba del Capitan Maffei. Niente di fatto, para Barbieri Sofia. Scusatemi. Rinaldi Matteo. Ancora De Francesco Martina dietro porta. L'altro Capitan Gabrielli cerca di fermarlo. Ora è palla per la Carlotta. Scusate, Beatrice Pascarella. Ancora Gabrielli va giù. Cerca la luce per il tiro Gabrielli. Tiro all'altezza del dischetto di rigore, anzi tra i due dischetti, quello del rigore e quello della punizione di prima, ma il suo tiro a poca fortuna finisce alla destra di Maffei, di Barbieri, Sofia. Stamattina devo ancora corburare. Avanti ancora De Francesco. De Francesco con Pascarella. Arriva fino in fondo De Francesco e niente di fatto. Però c'è un fallo fischiato da Paolo Moresco. E nel frattempo arriva il timeout chiesto da Roca Bosa Alejandro, il mister di Scandiano.
Allora, torniamo esattamente metà del secondo tempo, la rotolistica conduce per 3-1, gol di Matteo Maffei, De Francesco Martina e De Francesco Martina, doppietta per la Amazzone Scandianese, rotellistica che da metà del primo tempo fino a questo metà del secondo è salita in cattedra, ha fatto vedere un gioco più concreto, migliore, aggiudicandosi questo 3-1, confezionando questo 3-1 meritato, anche se Capitan Gabrielli e Parenti non si danno per vinti, loro due sono i più determinati, un po' poco preciso Gabrielli su tutte le palle, ma a volte qualche tiro, qualche passaggio troppo no look non ha permesso a Scandiano di finalizzare. Ecco, adesso è Parente, purtroppo rallenta, è preda dei suoi avversari, tornano su di lui gli scandianesi. Gabrielli arriva fino in fondo, il suo tiro però è dietro la porta difesa da Barbieri Sofia, quindi niente di fatto, ma ancora Barbieri recupera palla, cerca di uscire, va fino in fondo Barbieri. Gabrielli. Signori, perdonatemi, ma era Gabriele a fare una bellissima discesa. Gabriele adesso, il capitano di Scandiano, dovrei resettare, di Scandiano, come detto, con Parente, i due si trovano piuttosto bene. Ora Gabrielli combatte contro la De Francesco, alla meglio Gabrielli, riesce a uscire, ma poi arrivano troppi giocatori della rotellistica a chiudere lo specchio. Ora si combatte davanti alla porta di Scandiano, difesa da Rinaldi, Capitan Maffei dietro porta, scarica fuori, De Francesco perde la palla per un momento in favore di Gabrielli ancora lui riesce a uscire. Gabrielli lotta con Maffei che ha la meglio, va giù con la De Francesco. De Francesco tenta il tiro su Maffei, ma niente di fatto perché va a chiudere. La Barbieri Carlotta era palla 2 fischiata da Moresco. Parente contro la numero 9 della rotellistica, Pascarella Beatrice. Ecco che riparte Parente, l'aspettano De Francesco e Maffei. Il tiro finisce direttamente tra le grinfie di Barbieri Sofia. Riparte la rotellistica, sempre con De Francesco fendente. Passa distante però da Rinaldi, portiere di Scandiano. Però ancora la rotellistica con il nuovo entrato, il numero 5 di Elassi Leonardo, con la sua chioma azzurra, riconoscibilissimo, uno dei 3 Leonardi a disposizione del mister Barbieri. Ecco ancora Gabrielli alza la testa, protegge bene, bello, passaggio dietro. Si arrabbia con Parente, ma Parente non era messo male, il passaggio però non era preciso, del resto Gabrielli ha tentato un passaggio in mezzo alle gambe che ha mancato poco di precisione. Parente però non si dà per vinto, va incontro a De Francesco che ha quei 30 centimetri più tra braccio e stecca. Ora è Timur, subisce il fallo, Timur con il numero 5. Borokov, time out chiesto da Barbieri che comunque
vuole tenere al sicuro questo 3-1 per Scandiano, quasi 3 giri di orologio per sistemare, provare a raddrizzare questa partita che le aveva visto partire in vantaggio su 1-0. Poi effettivamente la rotellistica ha fatto qualcosa di più, anche se da un momento all'altro una discesa di Capitan Gabrielli, supportato soprattutto dal numero 9, Parente Salvatore, potrebbe riaprire le danze e regalarci gli ultimi secondi con le fiamme in pista. Si ripartirà quindi con il fallo in favore di Scandiano, fallo commesso su Borokov Timur, ma non c'è neanche tempo di ripartire che la rotellistica ritorna in possesso della passa con Dielassi, poi però arriva Gabrielli, scatenato, va giù sulla destra, palla in mezzo, non riesce, la deviazione a Carlotta Barbieri, riparte la rotellistica, Capitan Maffei, gol, la chiude Capitan Maffei. 4-1. Va a chiudere Capitan Maffei. Sì, dai, diciamo che il replay mi sembra abbastanza centrato come lunghezza. Magari è quando partono più in contropiedi che si fa fatica a vedere la partenza perché l'azione dura di più. Bomba di Maffei, palla in mezzo per la Carlotta, niente di fatto per Barbieri, riparte ancora Capitan Maffei, c'è Dielassi in mezzo, ma è andato troppo profondo. Era giusto il passaggio di Capitan Maffei, ma Dielassi era andato troppo profondo, da lì comunque non avrebbe potuto correggere in porta. Si lotta in buca d'angolo. Cambio, esce la numero 9, Pascarella Beatrice. Appena entrato la numero 3, Mamma Amanda, non perde tempo per commettere un fallo, becca un blu. E come entra, esce. Mamma Amanda, ci dispiace per questa signorina. Ha praticamente giocato 1,5 secondi. 15 decimi. Entrata, ha fatto un fallo da blu ed è uscita. Corre subito ai ripari Barbieri, mette dentro la numero 9 Beatrice, tira fuori. Peccato, Capitan Gabrielli, ma aspettavo qualcosa di più da lui su questa punizione di prima. Deve allenare meglio, questa fondamentale. Abbastanza innocuo il suo tentativo, non ha per nulla impensierito Barbieri Sofia. Quindi 1 minuto e 30, 90 secondi da giocare. La rotellistica si rimane in 3, ma comunque vedete seppur in 3, con 2 signorini in campo, ovvero De Francesco Martina, Pascarelli Beatrice e Capitan Maffei Matteo, riesce comunque a mettere alle corde Scandiano che è andato incalando. Ci riprova ancora Gabrielli, dai Gabrielli. Gabrielli fa tutto da solo, ma non riesce a concludere. Ultimo cambio, esce il numero 5 di Scandiano, Borokov Timur, entra il numero 6 di Scandiano, se non mi sono scusato, il numero 8, Saskeric Nazar. Ancora un po' poco sicuro sui pattini, mette tutti le seconde linee. Mister Roca, entra anche il numero 11, Turturro Mattia. Spazio anche per questi giocatori di ritagliarsi un triangolino di gioco
alle finali nazionali della categoria Under 11. Con questa sconfitta Scandiano rimane a 0 su 3 partite giocate, andrà a giocarsi la Coppa Italia. Unitamente all'ultima del suo girone che verrà deciso oggi pomeriggio perché la rotellistica adesso va a 4 punti, mentre la De Francesco Martina trova tempo anche di segnare il 5-1. La rotellistica va a 5, no, ne ha fatti uno, 4 punti. Scandiano rimane a 0, poi faremo 2 conteggi all'interno dei gironi per darvi dei dati più precisi. 7 secondi e va a terminare questo derby di Scandiano con la rotellistica che ha la meglio 5-1 su Scandiano. Gol in apertura di Gabrielli Alessio, poi 3 gol di De Francesco e 2 di Maffei. Time out per noi. A seguire Azzurra Novara, Hockey Sarzana, una bella partita del girone B, in previsione alle 11:15. Ci vediamo tra mezz'ora.